Eccoci qua amici telespettatori, siamo naturalmente nella rubrica dei cuori solitari. Questa sera mi trovavo a Trapani ed esattamente in un nostro sponsor, la pizzeria Pepoli, per intervistare un grande cuore solitario, un ragazzo praticamente di Trapani che è in cerca della sua anima gemella, la ragazza ideale. Ve lo presento subito. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Daniele. Daniele, tu sei di Trapani? Sì. Quanto tempo è che sei single? 2 anni. 2 anni, come mai Daniele? Come mai in questi 2 anni tu praticamente non hai trovato la ragazza ideale, la ragazza giusta? Perché non è facile, è come trovare un ago in un pagliaio. Eh sì. Di donne ce ne sono parecchie, però sì, di quella magari che possa... Quella giusta è difficile trovarla, esatto. Questo è il problema. Va bene, parliamo di questa ragazza che tu vai cercando. Innanzitutto quanti anni hai? 35. 35. Da che età la dobbiamo cercare questa ragazza? Partiamo da una base. Da 25 a un massimo di 40. Quindi dai 25 ai 40 anni. 40 anni. Che genere di gusti hai per quanto riguarda donne? Ma che cos'è che vai guardando praticamente in una donna? Ma l'aspetto fisico un secondo tempo, però mi interessa il carattere, mi interessa la socialità, mi interessa che sia una donna con la D maiuscola. Esatto. Cioè una donna con la D maiuscola, cosa che al giorno d'oggi è proprio difficile trovarla. Cioè tu praticamente non sei interessato più che altro all'aspetto fisico? No, l'aspetto sei interessato fisico... alla donna praticamente come si mostra, come parla, magari come ragiona? No, è intelligente, certo. È una donna che sappia fare la donna, che sia una donna, che abbia dei morali, un carattere abbastanza forte, dei principi morali abbastanza vivi, questo. Tu dimmi, sei separato? Sei stato sposato? No, sei completamente single? Sono completamente single, mai sposato, mai separato. La tua intenzione è naturalmente di crearti una famiglia, avere dei figli? Sì, fare un progetto famiglia. Esatto. Fare un progetto famiglia, no sposarsi, un progetto famiglia. Lavori? Sì, lavoro come pizzaiolo, alla pizzeria Pepoli di Trapani. Perfetto, da quanto tempo? Da 2 anni. Da 2 anni. Sì. Per quanto riguarda abitazione, tu vivi da solo? Sì, io vivo da solo, abito al centro storico di Trapani. Quindi sei motorizzato, naturalmente la macchina ce l'hai, sì, la macchina, ti puoi spostare, quindi sei sì. sistemato, un ragazzo sistemato. Un ragazzo sistemato, abbastanza sistemato. Certo. Ascolta, come ti descrivi tu? Per le telespettatrici magari che ti stanno guardando, che tipo sei? Sono un tipo abbastanza simpatico, affabile, socievole, tranquillo, un po' lunatico. Questo è normale. Purtroppo siamo tutti così, un po' strani, come dire. Un po' strani. Dipende dalle giornate. Infatti, ma la stranezza fa parte della vita, è anche bello questo. Certo. Però cioè, sei un tipo romantico, non so, ti piacciono le coccole? Sì, sono abbastanza romantico, mi piacciono le coccole, mi piace regalare dei fiori, mi piace portare a cena a lume dei cantelle le ragazze, mi piace... Le cose praticamente che fanno piacere alle telespettatrici. Sì, sono un po' all'antica, diciamo, dai. Sì. Nonostante l'età forse sono un po' all'antica. Credi comunque ancora nei valori, giusto? Credo fortemente nei valori. E all'amore ci credi? Tantissimo. All'amore vero, all'amore puro, l'amore sincero, quello che dico sempre io. L'amor profano. Esatto. L'amor profano, ci credo. Comunque sto notando da come parli che sei leggermente poeta. Può essere? Sì, leggermente. Abbastanza, sì. Hai dei piccoli flash. Abbastanza, sì. Questo è bello, naturalmente per le telespettatrici vanno cercando un tipo del genere. Certo, sì, questo sì. Sono abbastanza poetico, sono abbastanza... come dire, non mi lavoro bene. Ti piacciono praticamente, ti piace il romanticismo? Sì, mi piace il romanticismo. Ti piace magari manifestare i tuoi sentimenti tramite, non so, qualche regaluccio, qualche coccola magari fatta in una maniera diversa? Certo, questo sì. Va bene. Anche perché dall'altra parte credo che faccia piacere. Certo. E infatti voglio trovare una donna che ama queste cose. Logico. Vabbè, ascolta, che musica ascolti tu? Allora, ascolto musica in genere, in particolar modo musica italiana anni 60, 70, 80. Sono un fan sfegatato di Vasco Rossi, quello non me lo deve togliere nessuno. E anche musica straniera 60, 70, 80, U2, Queen, Pink Floyd, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda nel tempo libero, tu sei un frequentatore, non so, di qualche pub, oppure ti piace andare in discoteca? No, non amo più andare in discoteca per diversi motivi. Pub sì, il sabato, la domenica vado spesso e volentieri al centro, in una creperia del centro, la creperia du Centre, dove incontro tanti amici, dove incontro anche tanta bella gente. Certo. Come ti piacerebbe passare il tempo con la tua anima gemella, ammesso che la troveresti? Innanzitutto una cena a lume di candela. Perfetto. Una bella passeggiata sul centro storico che è fantastico. Certo. E poi si vedrà. Poi quello che viene. Certo. Vabbè, riguardando invece l'aspetto fisico di questa donna che tu praticamente dovresti trovare, sì. Hai preferenze di, non so, colore di capelli? No, non c'entra niente. Lunghezza di capelli magari? No, niente. Né biondo
anche colore degli occhi. No, guarda, queste sono cose che passano, dai. Esatto. A lì per lì magari sì, dice è bella, gli occhi verdi, Certo. castana, è mora, è bionda, però poi passano. Mentre come fisico, ti piace la ragazza, non so, anche un po' robustina oppure la vuoi completamente in linea? Lo voglio completamente in linea perché certo. si deve adagiare a me. Sono magro, quindi una ragazza magra si adagia. Tu quanto sei alto? 1,75, Sei alto 1,75, quanto pesi? 66 kg. Quindi sei... Sono come abbastanza in dire, linea, sì, esatto. sono in forma. Va bene. Fai qualche sport in particolare? Sì, quando ho tempo libero gioco a calcio. Ah, bello, quindi ti mantieni in forma. Mi mantengo sempre in forma. Quando ho tempo Non è che usi la bici pure, eh? No, questo No, no, la bici purtroppo non ti no, piace. purtroppo no. Esatto. Se potrei lo farei pure, sì. Hai degli hobby magari particolari? Quando sei libero, naturalmente. Ma guarda, ogni tanto vado a pesca. Sì, che è ti piace la un, pesca? che è un- no, mi piace, è un hobby che sto coltivando da poco tempo. Da poco tempo. Quindi il pesce ti piace? Il pesce mi piace tantissimo, sì. Hai, non so, preferenze per qualche tipo di pesce particolare? Ma no, guarda, per me mi piacciono tutti, dai piccoli ai grandi, basta che sia pesce. Preferisci di più il pesce o la carne? Il pesce. Il pesce, ti piace di più? Sì, sì, sì. Nonostante magari, non so, abbia spine, ti piace lo stesso? Sì, sì, O il assolutamente. pesce con le spine o il pesce O senza pesce senza spine, vabbè, Ti basta che voglio sia fare un'altra domanda. Come mai ti sei rivolto a Stranamore Siciliano? Perché ho visto la trasmissione un paio di volte, ho visto che è una trasmissione molto simpatica, molto divertente, bellissima, e poi anche perché per cogliere l'occasione per farmi vedere in televisione, in tv, anche nella provincia di Trapani, anche perché il conduttore è un tipo simpaticissimo, veramente bravissimo, gli faccio i miei Grazie. complimenti alla Grazie. trasmissione del conduttore che ha avuto questa idea che a Grazie. Trapani sono pochi ad averle. E per questo ho detto, ma perché non provare Certo. a andare in tv e vedere cosa quello che... Senti spesso parlare magari di questa trasmissione in Sì, giro? ne sento parlare tantissimo, ne sento parlare bene soprattutto. E niente, dicono che anche funziona, tra virgolette, Certo. quindi perché no? Perché non provare, scusa? No? Logico. E questo. Fortunatamente la maggior parte, insomma, dei cuori solitari che noi abbiamo intervistato, che io soprattutto ho intervistato, si sono praticamente fatti fidanzati. E questo mi fa veramente Sono andati a piacere. buon fine, per cui è una cosa che fa piacere, anche se certe volte purtroppo non li ho reintervistati per comunicarlo in televisione, perché Certo. purtroppo alle volte si incontra l'anima gemella che non è d'accordo Certo. alla visibilità e Ma è quindi giusto così. deve evitare. Ma è giusto così. Però posso garantirti che l'80% e forse magari di più si sono fatti fidanzati e si sono sistemati. Hanno trovato praticamente il tipo o la tipa giusta nella mia trasmissione e questo mi rende davvero felice. E questo mi fa piacere ed è un punto a tuo favore, un Certo. punto a favore della trasmissione che vuol dire che funziona. È una grande soddisfazione, almeno questo. Sì, sì, certo, ma infatti ti faccio dei complimenti a te Grazie. la trasmissione perché è veramente Gentilissimo, è grazie. veramente bella, è simpatica, c'è tutto, diciamo. Va bene. Abbiamo detto l'anima gemella dai 25 fino ai 40. Fino ai 40, sì, un massimo di 40 anni, anche perché poi Certo. diventa un po' più complicata. Va bene, amiche telespettatrici, avete conosciuto Daniele, un simpatico ragazzone di 35 anni che va cercando praticamente l'anima gemella, va cercando la ragazza giusta. Per tutte quelle di voi che fossero interessati a contattarlo Certo. e a frequentarlo naturalmente per vedere se potrebbe nascere qualcosa, non potranno fare altro che telefonare al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Daniele è qui, sta aspettando perché ha veramente intenzioni serie, ha veramente intenzione di crearsi una famiglia e mettere su famiglia, figli, eccetera, eccetera, insomma, per poter continuare il percorso della vita. Esatto. Dico bene, Daniele? Sì, sì, esatto. Cosa possiamo aggiungere alle telespettatrici che in questo momento ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no? Ma niente, soltanto contattatemi, conoscetemi e non ve ne pentirete. Perfetto. Non ve ne- Amiche telespettatrici, vi raccomando, chiamata perché Daniele è un bravo ragazzo e aspetta voi, ok? Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente. Daniele. Ciao ciao! Ciao. Oh yeah!